L'Unione Giuristi Cattolici parla oggi appunto dell'impegno dei cattolici in politica, un momento di incontro, di formazione. Ecco, cosa si auspica da questo incontro? Purtroppo la disaffezione dei giovani di oggi per la politica e l'indifferenza per un mondo che viene considerato come chiuso a qualunque cambiamento ha fatto sì che ci sia la necessità che certe persone che siano timorate di Dio, che abbiano la vocazione per il bene comune, che abbiano il desiderio per un futuro migliore, debbano impegnarsi in politica. E questo è l'argomento che stiamo trattando in questo convegno, che ci porta a far sì che questi giovani non possano essere semplici spettatori della vita politica, ma devono essere parte attiva e che devono impegnarsi soprattutto al momento dell'impegno elettorale, affermando i propri principi che sono ispirati a quelli dell'etica cristiana. Una società in crisi di immagine e di identità, una società che tenta a trovare un equilibrio dal punto di vista interiore, spirituale, mentre magari corre sul piano della velocità dei consumi, della velocità della comunicazione, della velocità della produttività degli scambi, dei mutamenti che ci sono nel mondo, e che quindi sembra aver smarrito il senso, il significato della vita, della qualità della vita. Ecco che allora il progetto di un impegno dei cattolici in politica si è restituito alla sua forza propulsiva, alla sua autenticità, alla sua attenzione alla persona, ai valori della persona, a quelle che possono essere le esigenze complessive che la persona può esprimere in una società. È un progetto che va sostenuto, che va realizzato, che va propugnato. In realtà oggi i giovani sono distaccati totalmente dalla politica, non si avvicinano alla politica, non fanno nulla per avvicinarsi e nessuno fa nulla per avvicinarci. Quello che infatti cercheremo di fare sarà proprio questo, avvicinare i giovani, ma avvicinarli pensando, non votando con la pancia. Un momento di incontro, di formazione importante, in un momento in cui i giovani scappano dalla politica, riaggregarli anche col pensiero politico cattolico, quanto è importante? È importante ed è importante che dei giovani dell'Unione Giuristi Cattolici di Agrigento ha voluto creare questo momento di approfondimento, di incontro insieme a dei docenti universitari e insieme a degli avvocati professionisti. Perché è chiaro, in un momento in cui vi era l'unità politica dei cattolici, dove un partito rappresentava i cattolici impegnati in politica, oggi i cattolici sono impegnati in più partiti, in più gruppi, in più movimenti. Questo però secondo me non deve creare di abbandonare quell'idea di unitarietà degli obiettivi che si vuole poter raggiungere. In un momento particolare ricordiamo come il blocco della Democrazia Cristiana cercava di contrastare il blocco del comunismo nel nostro paese, creando una battaglia forte in tema di valori, in tema di ideali. Oggi ritengo che non vi è più questa preoccupazione del comunismo, ma vi è una preoccupazione più ampia, che è quella della presenza nel nostro territorio di tante idealità, di tante religioni presenti. E questo deve creare le condizioni affinché i cattolici non siano la parte debole, ma possano anche, grazie alla loro preparazione, ai loro valori e ai loro incontri, creare le condizioni di mantenere fermo quello spartiacque che fa anche la differenza